Un saluto a tutti i telespettatori da Renato Pasqualotti, che anche oggi vi parla di grafologia. La grafologia è quella scienza, una scienza umana, intendiamoci, che studia l'individuo attraverso la sua scrittura. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'individuo, in modo generalmente inconscio, fa dei tracciati sul foglio, quando appunto gli viene sottoposto questo elemento su cui scrivere qualsiasi cosa. E qui ognuno di voi si pone una domanda: se in una società così tecnologica, dove soprattutto gli SMS oppure la posta elettronica hanno completamente spiazzato l'uso normale dello scrivere attraverso la lettera, mi ricordo ancora i biglietti postali, le cartoline, ha ancora senso? Io direi proprio di sì. Perché ha senso? Perché è un elemento dove lo scrivente mette nero su bianco il proprio inconscio. Non lo potrebbe fare sicuramente con uno strumento diverso. Lo fa sul foglio di carta con l'uso di una penna, una matita o altro, nel momento in cui lui vuole lasciare una traccia di sé, di qualsiasi tipo. È importante quindi cercare di capire il gesto grafico, cioè il movimento che il braccio fa, con l'uso appunto della mano, della penna, sul foglio di carta, che consente quindi di interpretare la combinazione dei segni. Stiamo parlando di un centinaio di segni. Intendiamo che segno non è una lettera, segno è un indice, quindi può essere una curva, può essere un angolo, può essere un occhiello fatto in un certo modo, può essere un'asta che può essere retta oppure concava. Ecco, tutto questo dà un significato preciso. Perché? Perché gli impulsi che partono dal cervello attraverso il sistema nervoso centrale, che parte quindi dai gangli della colonna vertebrale, che raggiunge il muscolo, i muscoli vari del braccio, fanno sì che con minore o maggiore intensità il tracciato si possa vedere sul foglio. E oltre all'intensità noi vediamo l'ampiezza, la disinvoltura del tracciato, l'impacciatezza, l'incisività, la grandezza, quindi il calibro. Tutto questo ha un significato preciso sulla personalità dell'individuo. Noi dell'individuo possiamo vederne il passato, e voi mi direte: e come si va a vedere il passato? Ecco, lo vediamo da che cosa? Dal margine, da un margine di sinistra più o meno ampio. Più ampio è il margine di sinistra e più lo scrivente si è staccato dal suo passato e dalla figura materna. Ha cercato o sta cercando una propria autonomia. E così si mette più o meno al centro del foglio e si sposta verso destra. In questo caso va a trovare esperienze nuove, va verso il suo futuro e dal punto di vista simbolico va a cercare la figura paterna. Nell'alto noi vediamo nell'individuo, nello spazio bianco che viene lasciato, il rispetto che l'individuo ha per la gerarchia, cioè per qualsiasi figura che è sopra di lui. Potrebbe essere la figura paterna, potrebbe essere la figura del responsabile nell'ambiente di lavoro o comunque qualsiasi figura al quale lui dovesse rivolgersi e ne avesse rispetto. Detto questo, l'individuo, sempre in modo inconscio, si muove nello spazio, nel suo spazio ideale che è il foglio. E come si muove? Come si muove lo possiamo vedere dalla combinazione dei segni. Ogni segno ha un significato preciso che può andare a modificare, a caricare di senso il significato se avvicinato a un altro segno. Allora, per spiegarmi meglio, vi posso dire che questa scienza, come avevo detto all'inizio, che è una scienza umana, quindi non è una scienza precisa, è una scienza perché usa dei metodi scientifici
perché si può riprodurre in certe situazioni, perché dà dei risultati analoghi se noi ci avviciniamo, per esempio, e la compariamo con la psicologia, altra scienza che studia l'individuo. Girolamo Moretti, il fondatore di questa scienza italiana, nato dopo la seconda metà dell'Ottocento e morto nel 1963, ha studiato un metodo tutto particolare, estremamente originale, diverso da tutto ciò che c'era precedentemente, non in Italia quanto invece in Francia. Patria della grafologia. È proprio l'inizio dell'Ottocento che inizia Crépy-Jamin, o meglio ancora l'abate Michon, a studiare questa materia. Lui l'ha sviluppata in un modo tutto personale, andando a analizzare le scritture di circa 200.000 persone. Quindi provate a pensare che metodo analitico lui si è creato con la possibilità di incontrare queste persone. Il grafologo oggi non ha bisogno di avere lo scrivente davanti. Lui ne vede i movimenti, li interpreta attraverso la lettura di questo gesto grafico che dà poi la trascrizione di un determinato segno. Questo noi lo possiamo trovare anche con lo scarabocchio del bambino, perché è innato in noi la voglia, la volontà di lasciare un tracciato. Pensate alle figure rupestri, a queste figurette di caccia che noi troviamo millenni prima di Cristo, nelle caverne. Quindi c'era comunque innato nell'individuo in qualsiasi epoca di lasciare una traccia di sé. La traccia di sé, se noi andiamo a prendere il bambino nei primissimi anni di vita, è lo scarabocchio. Con lo scarabocchio il bambino preme sulla carta, speriamo sia una carta piuttosto che la parete bianca del soggiorno, lascia quindi un tracciato. L'angolosità o la curvilineità del tracciato sta a dimostrare se il rapporto che il bambino ha con la figura materna. Teniamo presente che si tratta di figura materna, siamo negli anni in cui il bambino è ancora completamente dipendente dalla figura materna e il tracciato che lascia è un tracciato di relazione tra lui e la madre. Per cui se il tracciato è molto angoloso, c'è molta pressione sul foglio, noi possiamo dire che c'è un atteggiamento aggressivo nei confronti della madre. Attenzione che questo atteggiamento non è un atteggiamento duraturo, è l'atteggiamento del momento in cui il bambino, parliamo di 1 anno e mezzo, 2 anni e mezzo, lascia sul foglio. Se il tracciato invece è curvilineo, interrotto, distribuito sullo spazio bianco in un modo anche delicato, originale e non ha una forte pressione, quindi noi chiameremo quasi filiforme, questa è la terminologia che noi andiamo a usare quando il tracciato è come un filo, allora il rapporto è un rapporto diciamo più normale, più naturale, più discreto, più delicato con la figura materna. Il bambino poi col crescere non va più a fare lo scarabocchio, ma inconsciamente, nessuno gliel'ha insegnato, inizia un disegno estremamente sintetico. La testa viene fatta con un tentativo di un cerchio, il busto, le gambe sono delle rette molto ravvicinate e a seconda appunto della dimensione di questa piccola figura che identifica l'io, cioè il bambino si rappresenta, è una forma molto rudimentale di autoritratto infantile, qui si rappresenta in un modo piuttosto che in un altro. Dove si va a collocare? Al centro del foglio? Il bambino è egocentrico, vuole tutta l'attenzione su di sé. Va a sparire in fondo nell'angolo di sinistra, c'è un atteggiamento di ritrosia, di paura. Ecco che quindi è molto importante per gli educatori capire il bambino, che ancora magari non ha un linguaggio preciso, verbale, attraverso questo linguaggio che è un linguaggio segnico, del segno, dello scarabocchio, del disegno. Con l'andare dell'età, l'adolescente scriverà in un modo un po' impersonale,
Qui va a ricercare un certo tipo di scrittura, quasi di calligrafia, di imitazione. Alle volte imita la scrittura del padre o della madre, ne imita le lettere iniziali del nome e del cognome. Si avvicina quindi a dei modelli ideali, non ha ancora una personalità ben definita. Con l'età lui ovviamente si cerca una propria strada e inconsciamente la sua scrittura ne va di pari passo. La scrittura non sarà più una scrittura quindi così facilmente leggibile, così elementare, ma a seconda del biotipo che lui è, avrà una scrittura più o meno veloce, più o meno leggibile e rappresenterà in modo più autonomo, più personale il suo essere. Ecco che allora a questo punto il grafologo, che deve interpretare la scrittura, avrà degli elementi più validi per dire qualcosa di più dello scrivente. Prima era in fase di grande incertezza, però già i sintomi, la possibile evoluzione o involuzione della personalità la poteva già trovare. Arriviamo quindi alla scrittura di una persona adulta. Per portarvi degli esempi, dato che io ho avuto modo di poter analizzare scritture di personaggi importanti, vi parlo di una scrittura particolarmente originale del pittore Giambattista Cima di Conegliano, quindi non è sicuramente una figura dei nostri tempi. Ve la posso un po' raccontare e far vedere, per chi ha la possibilità appunto tramite la TV di vedere lo scritto, di un manoscritto appunto del 1513. È un manoscritto estremamente originale e singolare. La scrittura che noi riusciamo a vedere è una scrittura ovviamente molto calligrafica. Stiamo parlando del 1500. Dovete pensare che la scrittura allora si faceva con la penna d'oca, si usava l'inchiostro di china. La scrittura era particolarmente accurata. In questo manoscritto del 1513 Giambattista Cima sottoscrive un contratto per la fornitura di una pala d'altare per l'abbazia di Capodistria. Qui è molto preciso Giambattista Cima. Ha sotto la firma di due testimoni, una è del corniciaio di questa pala d'altare, l'altro di un suo aiutante, che sottoscrivono come testimonianza di questo contratto. In questo contratto Cima ne stabilisce il prezzo, ha una cura molto particolare, si può vedere che il margine di sinistra è ben definito e quindi già possiamo vedere nel margine di sinistra definito e abbastanza ampio un distacco dalla sua realtà. Tenete conto che Giambattista Cima ha lasciato Conegliano attorno ai 20-25 anni per andare a Venezia ed è ritornato nel suo paese natale soltanto per periodi molto brevi. Ha affrontato quindi l'avventura del pittore che vuole avvicinarsi a figure importanti come può essere il Bellini, come può essere la figura del Tintoretto, oppure possiamo trovare la figura poi di Tiziano Vecellio, molto, molto famosi e molto noti in terra di Venezia. Che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere una forte forza di volontà proprio per questo mantenimento rigido del margine di sinistra, la forza di volontà che nasce anche nella buona tenuta del rigo per tutto il tempo. Ciò che è particolarmente significativo è come lui si avvicina in modo preciso e esasperato quasi al margine di destra, al punto tale quasi di andare a inclinare la riga per scendere sotto. Allora, qui è simpatica la cosa, perché, come vi ho detto poc'anzi, andare a esasperare
il contenuto della riga per ridurre al massimo il margine di destra vuol dire in qualche modo andare a sconfinare con esperienze nuove, e lui in effetti dal punto di vista pittorico, ho qui sotto mano una cosa estremamente singolare che era un po' il manifesto della mostra del 2010 di Palazzo Sarcinelli, che vi voglio far vedere com'è singolare il fatto che una pala d'altare, anziché avere il solito cielo in alto, con gli angeli o meno, ha trascritto in un berceau un vigneto. Evidentemente anche allora Conegliano, non posso dire che fosse la terra del prosecco, ma sicuramente delle viti. E lui ha voluto portare in questa pala d'altare disegnata in ambiente veneziano un po' le caratteristiche della sua terra, quindi il tralcio di vite, la vite, il vigneto, cosa tutta nuova, tutta particolare, estremamente originale. Quindi margine di destra ridotto per andare su qualcosa di nuovo. Occupare poi tutto lo spazio e ridurre al minimo vuol dire anche un atteggiamento di parsimonia, addirittura di avarizia, e sembra che questo carattere lo avesse veramente. Che cosa ci può confermare quello che vi sto dicendo? Il fatto che lui sia entrato in molte beghe legali per farsi pagare le pale d'altare, quindi era molto attento nello stabilire il prezzo e anche andare a riscuotere i crediti. Quindi vedete com'è particolare, com'è originale il tutto questo. Ha anche un atteggiamento di una certa diffidenza, lo vediamo da certe lettere che si piegano all'indietro, quindi con un atteggiamento di ritrosia. Questo ha dimostrato che lui ha scelto di dipingere soprattutto per la Chiesa. Non ha mai fatto ritratti per i nobili veneziani, come invece possiamo trovare nell'ambito dei Bellini o di Tintoretto. Quindi una persona estremamente riservata e attenta a non andare oltre in ambiti magari poco credibili, dove magari poteva anche non avere delle insicurezze nel riscuotere poi il credito. Allora, detto questo, abbiamo visto che in una figura così simpatica, così originale, si va ad aggiungere anche cosa che io ho interpretato in un modo magari personale, magari qualche grafologo un po' più importante di me mi farà qualche riserva, ma ho trovato che il segno sotto il rigo è un segno un po' articolato, entra molto nella zona degli istinti ed ha un segno come delle radici. Io l'ho interpretato innanzitutto come una istintività, un'esigenza degli istinti molto forte, ma anche un attaccamento alla terra, alle proprie radici. Teniamo conto che Cima da Conegliano ha investito molto nell'acquisto di terreni, zona appunto di Cimetta, zona di Cimavilla, che sembra abbiano appunto preso il nome da questo proprietario terriero, chiamiamolo pur così. Questo lo possiamo vedere perché nella dichiarazione che lui ha fatto a suo tempo dei redditi troviamo proprio queste sue proprietà in quei territori. Io per oggi mi fermerei a questo, spero ancora, cari telespettatori, di avervi incuriosito su una figura sia pure lontana da noi, ma che vedete che con l'esigenza di restare nel territorio, con la rappresentazione quasi del vigneto in una pala d'altare, lo fa diventare un personaggio estremamente attuale e molto legato al nostro territorio di Conegliano. Con questo vi ringrazio per avermi osservato, per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento. Salute a tutti.